Al via la 4 giorni dedicata ai 100 anni di Camilleri, Porto Empedocle il mio paese, con tante iniziative. Abbiamo già visto l'inaugurazione di una mostra fotografica e la presentazione di libri. Proprio così, abbiamo inaugurato due mostre, il Corso delle Cose a cura del Fondo Andrea Camilleri e Porto Empedocle il mio paese a cura dell'Associazione Culturale Oltre di Gata. Saranno 4 giorni intensi di attività culturali molto importanti per Porto Empedocle. Cercheremo di raccontare il paese di Andrea Camilleri, il Porto Empedocle, il paese degli Empedoclini, e cercheremo di, come dire così, di acciuffare quei ricordi di cui il maestro Camilleri ci ha sempre parlato e grazie al quale ha costruito la sua vigata, la vigata letteraria appunto. E lo faremo insieme a chi lo ha conosciuto, chi ha lavorato con lui e soprattutto cercheremo quindi di capire come il maestro Andrea Camilleri abbia potuto attingere questi luoghi per realizzare questa grande letteratura. Insomma, oggi partirà la manifestazione con il libro di Luca Trovi, modererà Luciana Parisi e ci saranno con loro a discutere Salvo Ferlita e Mia Camilleri. E poi domani ci sarà la presentazione del libro di Francesco De Filippo, e ci sarà anche Filippo Lupo del Fans Club, modererà Gero Tedesco, e penultimo giorno invece sarà, diciamo così, la serata evento. Presenteremo il libro di Bruno Luverà e di Vincenzo Mollica, Amo le triglie di scoglio, e anche faremo vedere brani del documentario di Adriana Penniteri, Camilleri sono. Ci sarà Andreina Camilleri, presidente del fondo Andrea Camilleri, e cercheremo insomma di dipanare questa matassa di ricordi e di impressioni su questo paese, Porto Empedocle. Domenica il Gran Galà teatrale con Riccardo D'Alessandro, un monologo con un brano tratto da lettera Ora parlami di te, lettera a Matilda. Per i 100 anni di Camilleri, qui in collaborazione con l'Associazione Vigata, anche voi collaborate a questa iniziativa con alcune particolarità. Ecco, parliamo di questa mostra che stiamo vedendo alle vostre spalle. Oggi pomeriggio si inaugura questo bellissimo percorso espositivo che è dedicato alla memoria di Andrea Camilleri e riprende una parte importante di quella che è la sua storia professionale. L'Archivio di Agrigento ha contribuito con alcune testimonianze storiche che riguardano i omologhi girgenti. Infatti troviamo rappresentazioni del territorio ma anche documentazione legata alle attività che hanno caratterizzato il porto di Porto Empedocle, una modalità di restituzione della memoria comunque di un luogo che ha tanto influenzato l'attività del maestro Camilleri e che viene restituita all'interno di un percorso che ricompone una parte importante del suo percorso e anche della storia di questo paese. Riscoprirete Porto Empedocle di una volta, assisterete alla nascita di Camilleri durante la sagra dedicata al santo San Calogero, scoprirete i suoi incontri con Edoardo De Filippo, con Capa, con Pasolini, con il generale Patton, scoprirete la sua parentela con Pirandello, scoprirete l'uomo che è stato Andrea Camilleri in televisione, in radio, a teatro e anche nel mondo della poesia. Credo che abbiamo cercato di raccontare 60 anni della sua vita in quest'anno del centenario per riscoprire il grande intellettuale, il grande uomo che era Andrea Camilleri prima di diventare un personaggio fortunatissimo di grande successo come il commissario Montalbano. È stato un lavoro impegnativo allora. Sì, sono stato aiutato da tanti complici, a partire dalla famiglia, quindi dalle figlie Elisabetta, Andreina, che mi hanno dato una mano, e Mariolina. Ho potuto consultare il fondo ed è stato un viaggio nella storia d'Italia, molto appassionante, nel quale ho potuto condividere tanti ricordi con i lettori che scopriranno un'altra Italia e un'altra storia della letteratura legata ad Andrea Camilleri. Del nostro impegno, del nostro lavoro. Ecco, ora le celebrazioni per il centenario di Andrea Camilleri, così volute, fortemente volute dall'assessorato regionale beni culturali, giunge alla quinta
al quinto evento, sono cominciate, come sappiamo, a settembre, all'inizio di settembre, con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo. Si sono susseguite nel mese di settembre, di ottobre, di novembre, continueranno a dicembre, forse anche a gennaio, e diciamo che l'obiettivo che ci eravamo posti tutti, quello cioè di programmare degli eventi che superassero il mero intento celebrativo fine a se stesso, che si chiude, che si conclude in un ambito topografico e anche cronologico, e venisse appunto superato, che potesse vivere di vita propria, e questo si fa solo promuovendo la conoscenza. Promuovere la conoscenza e mandarla avanti.